abbiamo chiamato alla piazza il presidente degli industriali di Treviso, Alessandro Vardanica. Presidente, lei oggi ha attaccato il sistema bancario. Perché? Beh, intanto mi scuso con tutti i suoi ospiti e anche con lei per il ritardo e mi scuso anche con gli ascoltatori. Beh, io ho preso posizione oggi contro le banche, che ho in qualche modo accusato di una certa arroganza e di mancato rispetto degli impegni, perché come tutti sanno il decreto di fine anno 2008 aveva abolito con anche un'ampia comunicazione la commissione di massimo scoperto, che è una commissione che notoriamente grava non solo sulle imprese ma grava anche su tutti coloro che sono utilizzatori di affidamenti presso le banche, quindi anche privati piuttosto che piccoli artigiani. Il decreto con il provvedimento anticrisi aveva abolito questa commissione che tutti ritenevamo molto iniqua e le banche oggi stanno di concerto, perché questa operazione è evidente che è un concerto perché arriva contestualmente da parte di tutte le banche, stanno introducendo tutta una serie di commissioni alternative, chiamandole in modo diverso, con questo facendo venire meno gli impegni che erano stati presi in sede governativa, ma soprattutto con un aggravio significativo in capo alle imprese, perché noi abbiamo calcolato sulla base di una verifica piuttosto estesa che se prima le imprese pagavano 100 di commissioni di massimo scoperto, con le nuove commissioni che verrebbero introdotte arrivano a pagare anche 300 se va bene o addirittura 500. Presidente, tutte le banche o qualcuna no? Ma guardi, le lettere stanno arrivando da quasi tutte le banche, per cui io ho voluto richiamare con questa presa di posizione molto forte le banche di fronte a un senso di responsabilità, perché in questi mesi abbiamo fatto molti incontri, tutti i banchieri hanno dichiarato di voler sostenere l'economia, di voler dare un contributo significativo. A noi sembra che in questo modo vengano meno quegli impegni che sono stati presi in questi mesi, quindi vogliamo ritrovarci assieme alle banche, ridiscutere questa cosa. Noi stiamo invitando tutti i nostri imprenditori a respingere queste richieste, che sono richieste unilaterali, quindi una proposta di modifica unilaterale da parte degli istituti, quindi stiamo invitando i nostri imprenditori a prendere posizione, quantomeno a discutere, e noi stiamo chiedendo che se di nuove commissioni si tratta, queste siano quantomeno in misura non superiore a quelle che prima si pagava. Vi risulta